those noises before. The music of tomorrow is here. Right now. Here goes. London calling, calling, calling. London calling, calling, calling. London calling, calling, calling. London calling, calling, calling.
You are listening to London Calling, your best alternative rock show sui 90 di Radio Onde Furlane con Mimmo Caccamo live from London Town.
Well then, London Calling live da London Town con Mimmo Caccamo. Buonasera a tutti e welcome al nostro appuntamento del giovedì notte sui 90 di Radio Onde Furlane. Grande suono come sempre per ben 120 minuti, a volte ci inoltriamo oltre i 120 anche perché ci piace trasmettere, farvi ascoltare la buona musica, so why not? Tonight niente session, anche se l'avevo promessa, but never mind, anche perché ho deciso di far ascoltare il concerto di Rory Gallagher tutto per intero, il concerto che io ho registrato il 19 settembre del 1979 at the venue in London Victoria. That was a great night. So we're going to play the full concert, anche se l'ultima parte, l'encore, il bis, è tagliato perché appunto c'è una cassetta di un'ora e mezza, quindi non credevo che il concerto durasse poi così tanto, ma è stato un concerto memorabile. L'ho visto col mio carissimo amico Massimo Engels, and that was a very, very great night. So we're going to play that tonight. Tutto per intero, il concerto del grande illustre chitarrista della scena irlandese, il leader frontman del gruppo dei Taste, and a great solo guitarist. Great stuff that tonight in concerto, and we started off con del buon suono, as always, London Calling, back to back, great stuff. L'ultimo riguardava una band che aveva la scena italiana, particolarmente dalla scena campana, between Caserta e Napoli. Loro si chiamano Rewout, and they're out con un album che si chiama On and On su etichetta Z Factory Records. Il gruppo fa del alternative rock con un influsso operettistico, anche per quanto riguarda la scenografia, very much a kind of maschere dentro, tipico appunto napoletano, insomma, ecco, la scenografia un po' andando dietro nei tempi alla Palepoli del gruppo degli Osanna. Very, very much interesting as a sound as well, naturalmente, anche se mi ricorda moltissimo il suono del gruppo dei System of a Down. Il gruppo è composto da Domenico Simonelli alla voce, coreografie, danza, tastiere e synth, Xana Vasquez de Prada alla voce, tastiere e scenografia. Tra l'altro penso che sia lei the one that she take care of the scenography per quanto riguarda la band. And c'è anche dentro Andrea Tieni alla chitarra, Gianmario Palmiero alla chitarra con Flavio Landolfo al basso e Massimo Aletta alla batteria e sequenze. Great stuff, il gruppo dei Rewout dall'album chiamato On and On, and there was a track called Circus. Beautiful. Indeed, I love it. And before that, il gruppo della scena romana, i grandiosi Judah, il loro nuovo singolo su Rise Above Records si chiama Overdrive. That's great stuff. That's a good move. That's a good move. Don't be scared. Get it on, Overdrive, they shout it out. Il gruppo è composto da Ntenda alla voce, Lorenzo alla lead guitar, Danilo al basso, Michele on guitar and Alex on drums. Eccellente. That was a bit of glam rock with a kind of 70 hard rock inside, e naturalmente parlando di glam rock, a bit of dentro that kind of Mark Bolanici Tyrannosaurus Rexish kind of influences inside. Judah con Overdrive. And we also played a great track dal nuovo album di Jim Jones and Righteous Mind, un album che ho fatto ascoltare qua varie volte anche perché l'abbiamo avuto in anteprima, un album chiamato Collective su etichetta Masonic Records, and we had a track called Sex Robot, and also una band veramente eccellente, grandiosi più che mai, una band che aveva la scena berlinese, from Germany. Loro si chiamano Eve Blue and they're out con un album su Nasoni Records chiamato When the Flowers Get Teeth.
eccellente, un suono di garage rock veramente energetico, deep and danceable with the heavy psychedelic riff garage dentro. There was a track that we play che si chiamava Not My Way. Beautiful stuff indeed. So now we're going back to memory lane, and we're going to 1979, quando Mimmo Caccamo, assieme al suo grandissimo amico Massimo Engels, con il quale in quel periodo andavamo in giro a vedere concerti quasi ogni sera c'era qualcosa che per noi era bello andare a vedere, dal folk al punk, un po' tutto quello che ci prendeva. We were going to say why not. And we siamo andati a The Venue, un posto che a noi ci piaceva moltissimo, and we went to see Rory Gallagher, questo grandissimo, leggendario e famoso chitarrista della scena irlandese, frontman del gruppo dei Taste, and he's done quite a few solo albums, and we know everybody who Rory Gallagher is. He's a guitar hero, apart from Jimi Hendrix. Naturalmente this is a guitar hero from Ireland. Is just amazing stuff dentro. Un concerto là appunto registrato nel 79, praticamente il 19 settembre, un concerto dove appunto Rory Gallagher era il 79, quando usciva il suo album chiamato Top Priority, so many of the tracks also from Top Priority, ma molte dei brani che ascoltiamo in questo concerto live registrato da me stesso sono tratti da brani dei suoi album dal 75 al 79, da albums da Against the Grain del 75, then Calling Cards del 76, Photo Finish del 78 and Top Priority del 79, una cosa che mi è rimasta un po' anche così anche perché volevo moltissimo che suonasse qualcosa da Blueprint, cosa che non ha fatto. Comunque questa non è la prima volta che vedo Rory Gallagher live in concert, l'ho visto anche all'Altro Mondo, a Rimini nel 72, I believe it was 72 or 73, something like that anyway, and that was another great night to remember indeed. So live in concert stasera qui a London Calling, il grande Rory Gallagher. So for a bit there is music, then a un certo punto non so cosa mi è successo, sembra che abbia spento il registratore, preso la cassetta, rimessa un'altra volta, and all that stuff, restart again. Then a un certo punto più in là poi sentite insomma che una tipa comincia a parlarmi, mi ricordo che questa tipa, visto che stavo registrando, mi diceva che sta facendo, sta registrando, io per non dare tanta retta perché non volevo che parlasse sopra la registrazione, ho detto io sì e basta. Comunque anyway, live in concert to you, Rory Gallagher. Yeah.
gentlemen, thank you. Hey, warm welcome to our second night here at the Vendor. Nice to be with you. Hope you're going to enjoy the tunes. That was the song. We're going to show people this one was entitled The Last of the Independence.
you very much. Thank you. Yes, indeed. Ladies and gentlemen, on the bass, Mr. Jerry McAvoy. Jerry McAvoy. And on the drums, Mr. Ted McKenna. Ted McKenna. This one is a new one you might like to hear. It's entitled Keychain. Keychain.
London Calling, live in concert. Keep saying it. Next minute. Thank you. So you want to feel this one's a turn to follow me. Thank you.
Thank you.
London Calling brings you the best new music from around the world every Thursday sui 90 di Radio Onde Furlane. This is a tune itself from Mississippi Sheets.
Let us battle, never run of us who play. What was the greatest battle? Never run of us who play. It's when we and a bunch of cowboys rolling in the just trains. Come a cock, jiggy, come a cock, jiggy, jiggy, jiggy. Come a cock, jiggy, come a cock, jiggy, jiggy, jiggy. Now when we and a bunch of cowboys rolling in the just trains. When we and a bunch of cowboys rolling in the just trains. The bullets were flying, just like a shot away. Come a cock, jiggy, jiggy, jiggy.
around you. But since I don't have wings, I can get on as fast as I want to. In a dream last night, but I heard you call my name. In a dream last night, but I heard you call my name. And I took it as a moment, and I jumped on that freight train.
London Calling, live in concert. London Calling, live in concert.
on Tuesday.
grande concerto di Rory Gallagher registrato da me stesso il 19 settembre del 79 al The Venue in London, Victoria. That was me together with my great friend. We were still very much friend, Massimo Engels. We used to go around to see concert every day. So that was a great concert. So you heard a bit, the bit of chat that I had with the girl, which she was, pestering me about what I was doing. Anyway, never mind. Da il concerto appunto di Rory Gallagher abbiamo ascoltato brani come Wayward Child, il bellissimo Last of the Independents, As the Crow Fly, Philby, Hellcat, più come anche il bellissimo Out on the Western Plain, as many more indeed. Rory Gallagher è morto il giugno del 95, il grande artista, grande chitarrista della scena non solamente irlandese ma della scena mondiale. Rory Gallagher ha influenzato una miriade di chitarristi. So there we are, live in concert. Finiva così questo Rory Gallagher. Tra l'altro c'è ancora spazio, and he's back on on stage, and the last track as an encore, as a bis, is going to be tagliato, ma lo ascolteremo lo stesso. London Calling live in concert sui 90 di Radio Onde Furlane on a Thursday night come Mimmo Caccamo.
Guarda, peccato che la mia cassetta C90 finiva così. Comunque, there was not much left anyway. There was a great concert live con Rory Gallagher, il grandissimo chitarrista della scena irlandese, qui a London Calling, registrato da me stesso il 19 settembre del 79 at Venue in London. Finiamo questo nostro London Calling with something which I dedico a tutti voi. As we are beautiful people. This is Melanie. Have a nice weekend. See you next week. You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door and it isn't right. We never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands and I'd gather everyone together for a day. And when we gathered, our past bottoms out there say, beautiful people, then you'll never be alone, 'cause there'll always be someone with the same button on as you. Include him in everything you do. Beautiful people, you ride the same subway as I do every morning. That's gotta tell you something. We got so much in common. I go the same direction that you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here and now. I make a vow that sometime, somehow, I'll have a meeting, invite everyone you know. I'll pass out buttons for the ones who come to show. Beautiful people, you never have to be alone, 'cause there'll always be someone with the same button on as you. Include him in everything you do. He may be sitting right next to you. He may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful people too.